Regione porta nelle sue mani molti premi, perché ci sono diverse cose. Lei è la prima volta che interviene in questa manifestazione? Sì, è la prima volta. Sono stato ancora però da ballotta, sicché sapevo che facevo le cose fatte bene e belle. Bene. Secondo lei aveva merito di vincere Venezia o avrebbe dato un'altra provincia lei? Il voto è segreto. Ah, il Presidente non si dà. Grazie Presidente, grazie Presidente. Allora, impostazione qui Presidente, simpaticissimo, grazie. Allora Presidente, voi consegnate, lei consegna in pratica il premio Vergani Ballotta e ha diciamo così una doppia valenza, perché lei consegna sia il premio promosso dall'organizzazione più un pensiero della Regione. Che cosa rappresenta quello? Beh, lo standard della Regione è logicamente con il Leone di San Marco. Perfetto. Allora, nelle mani del Presidente Ruffato, la Regione decretata vincitrice dalla Commissione Tecnica, chiedo scusa, la provincia di Venezia, chiedo scusa, Presidente del Consiglio, no, io ho scritto Presidente del Consiglio regionale del Veneto, no. Ah, perfetto, la provincia, scusate. La provincia decretata, chiedo scusa, l'emozione anche per me. Grazie, un applauso, perché siete in tanti, solo per questo. Allora, rullo di tamburi, vince Gnocchi con la fioretta Vicenza! Vicenza, a ritirare il premio. Forza. A favore di camera, a favore di foto. Applauso, applauso. Ecco qua, un applauso grandissimo. Allora, a posto, veramente grazie. Un riconoscimento importante veramente, il premio della quarta edizione alla provincia di Vicenza. Emozionato, Presidente? Sempre un'emozione, sempre. Comunque grazie alla famiglia Ballotta e a tutti quanti che veniamo sempre con molto piacere qui. Ed sono sempre motivi di esperienza, vediamo sempre i nostri colleghi, le altre province, quindi grazie anche a tutti. La famiglia delle berrette bianche di Vicenza che ringrazia tutti gli altri colleghi, grazie. Vicenza può andare.